di dispute sono nate intorno al tema dell'identificazione della sapienza di Proverbi, capitolo 8, versetto 22. È il Figlio di Dio che ci parla? O ci troviamo semplicemente di fronte alla descrizione della personificazione di un attributo del Creatore Geova? Che cosa ha dato origine alle discussioni e agli equivoci? Un'analisi delle varie traduzioni e delle varie interpretazioni di questi versetti ci consentirà di comprendere più a fondo la questione. Saranno esaminate le scritture di Colossesi, capitolo 1, versetto 15, Rivelazione, capitolo 3, versetto 14 e naturalmente Proverbi 8, 22. Quindi attributo acquisito o il creato figlio di Dio? L'analisi completa di questi versetti la troviamo nel libro La tua parola è verità, 50° anniversario della traduzione del Nuovo Mondo delle Sacre Scritture. Il libro è distribuito dal Centro Studi Storico-Sociali Siciliani di Catania. Per informazioni